Un'inchiesta che parte da lontano e che sta riguardando tutti gli enti pubblici. La Guardia di Finanza, dopo il blitz al lato rifiuti, ha messo a soqquadro anche il lato idrico. Le Fiamme Gialle, guidate dal colonnello Pasquale Porzio, hanno effettuato tutta una serie di controlli e cercano riscontri incrociando carte e documenti rispetto ad una verifica fiscale in corso ormai da alcune settimane. I finanzieri hanno visionato documenti contabili e finanziari incrociando i dati ottenuti nel corso di analoghi controlli effettuati a Girgenti Acque, che è la società che ha ottenuto dal lato idrico il servizio integrato per tutta la provincia agrigentina. Già a febbraio scorso un'analoga iniziativa era stata effettuata nella sede del Consorzio Tre Sorgenti, il consorzio idrico che ha la sede a Canicattì e che è stata al centro di diverse inchieste giudiziarie. I controlli dei finanzieri puntano a constatare la regolarità fiscale delle società in materia di IVA ed anche di imposte sui redditi e altri tributi previsti per le società. Si tratta di controlli che ci chiede il governo, ha spiegato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento Pasquale Porzio, perché è un impegno sulla lotta all'evasione. Non verifichiamo se le prescrizioni imposte dalla legge vengono rispettate, anche per evitare che imprese in odore di mafia possano beneficiare di risorse pubbliche. Massimo riservo anche sui risultati ottenuti dai finanzieri sia al Consorzio Tre Sorgenti che al lato idrico. L'obiettivo comunque è quello che le risorse pubbliche siano spese rispettando rigorosamente la legge per fare in modo che creino ricchezza e lavoro piuttosto che una distorsione del mercato che invece crea impoverimento. La situazione al momento è in evoluzione, ma con molta probabilità bisognerà aspettare ancora un po' di tempo prima che l'inchiesta possa portare a dei risultati. Bisogna ricordare inoltre che il lato idrico sta gestendo i 60 milioni di euro per il rifacimento di gran parte della rete idrica nei diversi comuni della provincia agrigentina, soldi che sono stati concessi dalla regione siciliana e dal socio Girgenti Acque che, come detto, per 30 anni gestirà l'importante servizio.